Oggi ho saputo che per Riccardo non c'era nemmeno un funerale, ma solo la cremazione diretta, e non so perché, ma questa cosa mi ha colpito molto. Di Riccardo tutti ricordiamo i video, non era lui a ridere, ma eravamo noi che ridevamo grazie a lui, con questo modo di parlare, di stare al mondo così libero, così diverso. Secondo me la gente gli voleva bene davvero, anche se a volte l'affetto non basta, se dietro un sorriso c'è un dolore che nessuno riesce a vedere, diciamo. Ecco, oggi volevo provare a darvi un punto di vista diverso, non per giudicare sicuramente, ma per provare a capire cosa c'è dietro certe vite che a volte ci fanno anche sorridere, ma che forse nascondono altro. Perché dietro certe abitudini, dietro certi bicchieri, non c'è solo un vizio, c'è quella fatica a sentirsi soli, c'è quella voglia di riempire un vuoto che evidentemente hai, c'è quella paura di non essere compresi dagli altri. E a volte l'alcol, come qualsiasi altra dipendenza, non è solo una fuga dalla realtà, ma è anche un modo per poterla sopportare un po' di più. E poi pian piano diventi quello che tutti conoscono, quello che fa ridere, ma che poi nessuno conosce davvero. Oggi Riccardo non c'è più, non ci sarà nemmeno l'ultimo saluto e dentro, almeno a me, rimane una sensazione molto amara. E allora questo video e il vostro affetto può essere una sorta di funerale per Riccardo. Un saluto vero, umano, fatto di rispetto, fatto di silenzio, perché Riccardo, oltre a essere quello che ci faceva ridere, era una persona con le sue paure, le sue fragilità e un cuore che forse è quello che pochi di noi hanno conosciuto, ma che voglio vedere e farvi notare con questo video. Quindi ti voglio lasciare così. La prima e la seconda te devi andar pian, perché la va via dritta. Ciao Riccardo.